Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. In un video la raffica di colpi di Kalashnikov contro un'autorimessa sferracavallo, oltre 30 spari in pochi secondi da un uomo sceso da un'auto senza targa. Cresce la paura nel borgo Marinaro. Catania, 2 minorenni fermati dalla Digos mentre armati di pistola minacciavano coetanei per farsi consegnare 20 euro, sequestrate armi e coltelli. I ragazzi sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza. Totò Cuffaro, accusato di 2 episodi di corruzione nella sanità, chiede di patteggiare. L'ex presidente della regione offre un risarcimento e si dice disposto a scontare la pena ai servizi sociali. Il focolaio su una nave da crociera nell'Atlantico accende i riflettori sul contagio da antivirus. 3 morti e un caso isolato su un'isola remota. Gli esperti però rassicurano basso il rischio di pandemia. Tari sempre più alta in Sicilia, con Catania in vetta e una differenziata che non decolla. Federconsumatori denuncia gli effetti delle cattive politiche ambientali adottate nella nostra regione negli ultimi anni. Calcio, il Palermo chiude il campionato con una sconfitta. Al Penso finisce 2-0 per il Venezia, già promosso in Serie A. Adesso testa ai play-off, dove la squadra di Inzaghi non potrà più permettersi errori. Serie C, dal test con l'Inter Under 23 arrivano segnali incoraggianti. 4 gol e 3 attaccanti diversi a segno. Rolfini in campo dopo la frattura al piede. Intanto prosegue il ritiro a Veronello. Buongiorno e ben trovati. Apriamo il nostro telegiornale con un'ultimissima ora. C'è stato un omicidio nella notte al villaggio Santa Rosalia a Palermo. Un uomo di 51 anni è stato ucciso da all'interno della propria abitazione. A colpirlo sarebbe stato un sedicenne, ma noi per i dettagli, o perlomeno per quello che riusciamo al momento a farvi sapere, ci colleghiamo proprio con il luogo dove è avvenuto il fatto, con il nostro Marco Gullà, che è già collegato. A te, Marco. Buongiorno Roberta, buongiorno. Sì, infatti siamo in via Buon Pensiero e in questa strada che poi porta insomma a una zona di campagna dove appunto si è consumato un omicidio. Un ragazzo di 16 anni appunto ha ucciso un uomo di 51. Ancora ci sono notizie un po' diciamo non definite, diciamo così. L'uomo avrebbe, insomma, da quello che filtra in questo momento, adescato questo ragazzino di 16 anni. Poi, una volta arrivato a casa, sembrerebbe insomma che la situazione sia stata compromessa da alcune avance appunto che l'uomo avrebbe fatto al ragazzino, che a quel punto avrebbe usato un oggetto contundente per uccidere appunto il 51enne. Ovviamente non ci sono ancora notizie ufficiali, ma sembra che insomma il motivo appunto dell'omicidio sia legato insomma a queste avance che l'uomo avrebbe fatto verso il ragazzo di 16 anni, che subito dopo però si è costituito in questura. In questo momento ci troviamo proprio nella strada che porta all'abitazione dove si è consumato appunto nella notte quest'altro tragico omicidio. Ci sono i magistrati sul posto e ovviamente nei prossimi saremo in grado anche di fornirvi le immagini appunto del luogo. A voi. Grazie Marco Gullà, e come ha detto altri particolari nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ma restiamo a Palermo, nel borgo di Sferracavallo, il borgo Marinaro, perché i colpi di mitra contro un'auto rimessa adesso sono stati documentati da un filmato che è stato acquisito dagli investigatori. Ve lo mostriamo. C'è un video ripreso da una telecamera di sicurezza e ora in possesso degli inquirenti a spiegare la sparatoria di Sferracavallo, una delle prime avvenute a colpi di Kalashnikov. Nel video, in mano agli inquirenti, come vediamo, un uomo arriva a bordo di un'utilitaria e parcheggia nei pressi di un'auto rimessa e poi fa fuoco. È la sera di giovedì 9 aprile 2026, intorno alle 23:30. 2 secondi netti, poi la fuga. È una delle intimidazioni nel quartiere Sferracavallo, quella di un mese fa. L'uomo, sceso dall'auto, ha esploso una
una raffica di colpi contro una rimessa di auto, colpendo il cancello, diverse vetture e la guardiola dei custodi. 2 settimane dopo colpiranno con le stesse modalità il ristorante al Brigantino. Le indagini condotte dai carabinieri collegano questi episodi anche agli avvertimenti ai danni delle attività commerciali. Bottiglie contenenti liquido infiammabile sono state rinvenute davanti a noti esercizi pubblici della zona. Per chi indaga potrebbe trattarsi di un'unica regia criminale. Intanto nella borgata marinara alle porte di Palermo c'è un clima di ansia e paura, ma al contempo anche di ribellione. La politica intanto credo che si debba scusare con la comunità di Sferacavallo, perché non è possibile che questi episodi vengano ripetuti dopo qualche mese come se nulla fosse accaduto. Ed è chiaro che bisogna avviare un iter, una collaborazione tra tutte le istituzioni. La colpa è solamente nostra, perché abbiamo sempre taciuto. Non ci siamo mai espressi o lottare contro questa chiamata mafia, perché non è mafia, questa è malvagità. A Catania si indaga per l'aggressione a un 30enne avvenuta in via Cascino, non distante da viale Mario Rapisardi. L'uomo sarebbe stato vittima di una spedizione punitiva durante la quale è stato esploso anche un colpo di pistola. Sentiamo. Gioventù violenta a Catania. 2 minorenni minacciano con una pistola e rubano 20 euro a un coetaneo in compagnia di amici in Corso dei Martiri. I 2 ragazzi non si erano accorti che in quel momento passavano di lì poliziotti della Digos impegnati nel controllo del territorio. E così gli agenti li hanno bloccati mentre stavano ancora minacciando le vittime. Poco prima, infatti, si erano avvicinati ad altri giovani. Uno dei 2 aveva una pistola ben visibile sotto la maglietta, mentre l'altro teneva in tasca facendo finta di essere armato. Uno dei ragazzi minacciati, impaurito, aveva consegnato 20 euro, tutto quello che aveva in tasca. I poliziotti della Digos hanno sequestrato anche 2 pistole senza tappo rosso e un coltello. Prima in questura, poi i 2 minorenni sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza. E questo era il servizio della collega Giusy Lazzara sull'arresto appunto di 2 minorenni che, come avete sentito, avevano minacciato con una pistola un coetaneo. Intanto andiamo a un'altra vicenda dove la violenza impera, perché raccogliamo appunto a Sicilia 24 lo sfogo del padre di una ragazza che si è ritrovata appunto in gravi difficoltà all'interno di una discoteca, picchiata con un pugno in faccia, è seguita una frattura del naso, una prognosi di 40 giorni, aveva semplicemente litigato con un ragazzo, ma sembra, così dice il padre, che nessuno abbia visto niente. Lorena Dolci. Quando mia figlia mi chiama alle 4 del mattino dicendomi papà perdo sangue perché mi hanno dato un pugno in faccia, per me rimane una tragedia. La telefonata che nessun genitore vorrebbe ricevere a Mario Savasta è arrivata il 18 aprile scorso. Un sabato sera che la figlia Valeria, 32 anni, nome di fantasia, vuole passare in discoteca. Il locale si trova in via Alfonsetti, la movida della stazione di Catania. Alle 4 del mattino una delle sue amiche si sente male. Lei prova a rianimarla. Agitata chiede una bottiglietta d'acqua a un ragazzo di colore. Addirittura questo tizio aveva già provato, quando c'è stato questo alterco, dammi la bottiglietta o meno, a inveire, a cercare di afferrare mia figlia, e in quel caso sono intervenuti i buttafuori del locale, che però, per quanto il nome sia Buttafuori, non lo hanno cacciato. E così, quando Valeria esce per andare a prendere la sua auto, l'extracomunitario la sta aspettando al varco e le sferra un pugno in pieno volto. Gli ha fratturato il naso in più punti, una frattura scomposta con deviazione del setto nasale. Valeria è stata operata, non si escludono altri interventi, 40 giorni di prognosi. Ovviamente è tremendamente scossa, in qualche modo ha difficoltà anche a uscire, a andare fuori, perché ovviamente in viso è una sagoma. Nonostante lo shock, Valeria presenta denuncia ai carabinieri, fornisce l'identikit dell'aggressore individuato sui social, lo riconosce anche nelle foto segnaletiche, ma aspetta ancora un provvedimento. Rabbia perché vede che lei confidava molto nelle istituzioni, ma vorrebbe che si facesse giustizia. Chiede di patteggiare l'ex
Presidente della regione Totò Cuffaro, accusato di 2 episodi di corruzione, offre un risarcimento e si dice disposto a scontare la pena ai servizi sociali. Sentiamo Manlio Viola. Sarà il giudice dell'udienza preliminare, Ermelinda Marfia, a decidere fra una settimana esatta, venerdì prossimo, il destino giudiziario di Totò Cuffaro. Gli avvocati difensori dell'ex governatore hanno depositato a sorpresa una richiesta di patteggiamento per le accuse di corruzione per aver manipolato un concorso per la stabilizzazione di personale precario all'ospedale Villa Sofia Cervello ed essere intervenuto in una gara dell'ASP di Siracusa. Gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano hanno presentato l'istanza di patteggiamento che parte da una ammissione di colpa e propone una pena di 3 anni, ma chiedendo che venga scontata con lavori socialmente utili sostitutivi della carcerazione e scomputando i 5 mesi di arresti domiciliari fino ad ora scontati dall'avvio dell'inchiesta. Cuffaro risarcirà anche l'ospedale Villa Sofia e l'ASP di Siracusa con 7.500 euro ciascuno. La procura si è detta favorevole al patteggiamento in questi termini. L'ultima parola la dirà il giudice proprio fra una settimana. La procura ha invece avanzato richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli altri imputati. Si tratta dell'ex direttore generale dell'ospedale Roberto Colletti, di Antonio Iacono, primario del Trauma Center dello stesso ospedale, l'ex storico segretario del governatore Vito Raso, tutti accusati di corruzione per il medesimo episodio. Devono rispondere invece di aver manipolato una gara dell'ASP di Siracusa Mauro Marchese e Marco Dammone della Dusman, Roberto Spotti, legale rappresentante della società, Ferdinando Aiello e l'imprenditore di Belmonte Mezzagno Sergio Mazzola della Euroservice, accusati di traffico di influenze. L'udienza per loro continuerà lunedì e mercoledì e la decisione arriverà sempre venerdì insieme a quella su Cuffaro. E parliamo dell'antivirus che inizia a preoccupare. Noi ne abbiamo parlato con il professore Nunnari, infettivologo dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Desiree Ferlito. L'allarme antivirus inizia a preoccupare. Un nuovo caso su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Abbiamo chiesto al professor Nunnari, infettivologo dell'ospedale Garibaldi Nesima, cosa è e come si trasmette. Nei casi gravi dà un interessamento cardiopolmonare, un edema polmonare importante, un distress respiratorio acuto con una mortalità elevata, 39, 30, 50% in base agli studi. Dobbiamo preoccuparci? L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice al momento che il rischio globale è basso. Detto questo, bisogna stare molto attenti perché ci sono stati 29 soggetti che erano sulla nave da crociera, che hanno lasciato la nave anzitempo, e a quel momento non si sapeva del virus, e quindi sono tornati nei loro paesi, quindi prendendo voli anche di linea. L'OMS al momento sta facendo il tracciamento di tutti i contatti. Febbre, dolori muscolari, mal di testa, questi i sintomi iniziali, fino alla fase acuta, poi una fase gastrointestinale con vomito e diarrea, fino alle forme più gravi. Ma sappiamo con quanta rapidità si può trasmettere questo virus? Per contatti molto stretti e molto ravvicinati tramite saliva o goccioline di saliva oppure contatti diretti, può passare velocemente da una persona all'altra, poi c'è il tempo per manifestare i sintomi. Colpisce tutti a prescindere dall'età ed ha una mortalità elevata a qualsiasi età. Intanto si parla già di un vaccino pronto forse tra 10 mesi, mentre l'immunologo premio Nobel Weizmann rassicura che non ci sarà una pandemia. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per occuparci del report dei rifiuti 2025 di Federconsumatori. A tra poco. E siamo tornati in studio, report rifiuti 2025 di Federconsumatori con la Sicilia in grave difficoltà. Insomma, i risultati certamente non sono edificanti e per Federconsumatori sono gli effetti delle cattive politiche ambientali. Ma sentiamo Simona Mazzone. La tassa sui rifiuti è sempre più alta, mentre la raccolta differenziata non cresce, addirittura in alcuni comuni diminuisce. È una fotografia impietosa quella scattata in Sicilia da Federconsumatori nel report rifiuti 2025. Il governo regionale ha puntato come politica principale, quasi unica, sull'incenerimento dei rifiuti, prevedendo la costruzione di 2 impianti al costo di 800 milioni.
piuttosto che puntare sull'impiantistica collegata alla raccolta differenziata e che introduca in Sicilia imprese che possono riutilizzare e riciclare il materiale differenziato. Il report prende in considerazione 2 tipi di nuclei familiari, quello classico, 3 persone che vivono in una casa di 100 metri quadrati, e un altro composto da un singolo in un appartamento da 60 metri quadri, una condizione tipo, quest'ultima, che rispecchia la società attuale. In entrambi i casi è Catania la città con la Tari più alta, ma il dato più rilevante è che una persona che qui vive sola paga di più di una famiglia intera che abita a Messina o a Caltanissetta. L'unica provincia in cui la Tari è diminuita, ma solo dello 0,4%, è Siracusa. La differenziata, sia a livello regionale, è in stallo al 55%, in alcune città, come Catania ad esempio, è persino diminuita, mentre in altre, come Palermo, è ferma. Le uniche virtuose sono Trapani e Ragusa. Numero chiuso alla Scala dei Turchi a Realmonte, non più di 1.800 persone al giorno con 50 ingressi per volta. Il biglietto si acquisterà direttamente sul posto con pagamento digitale con un aumento a 6 euro. Davide Sardo. Novità importanti per chi vuole visitare la Scala dei Turchi a Realmonte. Da questo mese cambia la modalità di accesso. Non sarà più possibile prenotare online. Il biglietto si acquisterà esclusivamente sul posto con pagamento digitale. Il costo è di 6 euro, 1 euro in più rispetto al passato. Il Comune punta ad una gestione più ordinata dei flussi e alla tutela della Marna Bianca. L'accesso sarà limitato a 1.800 persone al giorno con ingressi scaglionati, 50 visitatori ogni 20 minuti. Nel ticket è inclusa anche l'assicurazione in caso di infortunio. Il sindaco Alessandro Mallia parla di una scelta necessaria anche alla luce dei numeri registrati. Solo nel mese di aprile si sono contate circa 16.000 presenze, a conferma del forte richiamo turistico del sito. Aumentano anche i livelli di sicurezza con l'installazione di nuove telecamere per contrastare vandalismi e monitorare l'area. Presenti sul posto la Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile. Entro l'estate arriverà inoltre una nuova recinzione in vetro che prenderà il posto dell'attuale rete metallica con l'obiettivo di integrarsi meglio con il paesaggio e valorizzare ulteriormente l'area dal punto di vista ambientale e turistico. Adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa, poi il calcio. Siamo al calcio con il Palermo che ha chiuso il campionato con una sconfitta indolore, diciamo così, a Venezia, finita 2-0 per i lagunari nell'ultima giornata, come dicevamo. Insomma, il Venezia già promosso e adesso lo sguardo è ai play-off, il servizio. Una sconfitta che non fa male, ma che deve comunque far riflettere sullo stato di salute della squadra in vista dei play-off. Il Palermo nell'ultimo atto del campionato perde 2-0 a Venezia, già promosso da una settimana in Serie A. Una partita frizzante, ben giocata dai siciliani nel primo tempo, che però poi nella ripresa hanno ceduto il passo ai lagunari, in gol per 2 volte. Ben 5 i pali colpiti, 2 dal Palermo e 3 dal Venezia. Adesso la formazione di Inzaghi attenderà la vincente di Catanzaro Avellino per giocare la semifinale play-off, andata domenica 17 maggio, ritorno al Barbera il 20 maggio. Tornando alla gara di ieri, tanti cambi per Inzaghi, in avanti c'è Leduaron con Palumbo e Vasic sulla tre quarti, torna anche Beresischi in difesa. Il Palermo ruggisce subito, Leduaron colpisce il palo da buona posizione, poi è Palumbo a timbrare la traversa, grave movimento in aria e palla che non entra dopo la grande parata di Stankovic. Rosa sfortunati, Venezia che attende ma che non morde, nella ripresa però cambia tutto, lagunari che hanno bisogno della vittoria per tornare primi in classifica dopo il vantaggio del Frosinone, e allora è Doumbia a trovare immediatamente la rete dell'1-0. Ecco allora che il Venezia schiaccia il rosanero e inizia a fare la conta dei pali, prima la traversa di Lauperbach, subito dopo altra traversa del Venezia, Chiche Perez di testa centra il legno, Ceccaroni intanto si divora la palla del pareggio alzando di testa da ottima posizione, chance sprecata, poi Compagnon altro palo e nel finale sempre lui sigla la rete del 2-0 che chiude il match. Per il Palermo serata amara, c'è tempo per rifarsi, ai play-off vietato sbagliare.
E intanto il Palermo prosegue nel percorso amministrativo per la trasformazione del Renzo Barbera, presentando alla Regione Siciliana la documentazione per il progetto di riqualificazione dell'impianto. Si punta a trasformare lo stadio in una moderna infrastruttura urbana. Allo stesso tempo lo stadio mira a diventare un polo multifunzionale di respiro internazionale, idoneo a ospitare le competizioni di Euro 2032, partite UEFA e grandi eventi culturali o concerti. E adesso al Catania, che continua il suo ritiro a Veronello, ancora per poco, ma con i buoni risultati e le buone considerazioni che sono arrivate dopo la vittoria in amichevole. Ma sentiamo Marco Carli. Le buone notizie e le chiavi di lettura future che arrivano dall'amichevole con l'Inter Under 23. Le prime due novità positive sono chiare e visibili. 4 gol, solo uno subito, con ben 3 attaccanti a segno: Ciscerelli, Forte, segnalato già in grande crescita, e Rolfini. Ecco proprio l'ex Vicenza e l'altra nota lietissima: pochi minuti in campo che, al di là del gol, raccontano della guarigione della frattura al piede. Ovviamente bisogna ritrovare la forma partita. Per il resto Dini ed Ausilio avrebbero potuto giocare, ma a livello precauzionale dopo acciacchi da trauma è stato preferito tenerli pronti per il prossimo test di domenica. Donnarumma, Casasola e Miceli sono ancora in fase di recupero e gli ultimi giorni di ritiro serviranno, secondo i programmi, per fare ulteriori progressi. Vale lo stesso per Allegretto, che dopo un periodo in cui è finito nel dimenticatoio, con Viali soprattutto, ha giocato 90 minuti nell'ultima di Bergamo. L'obiettivo generale è, ad eccezione di Corbari, avere tutto l'organico a disposizione per la ripresa dei lavori in casa a partire dal 13 maggio. Sotto l'aspetto tattico, evidente conferma del 3-4-2-1, i principi sono noti e conosciuti. Se poi, come successo con l'Inter Under 23, si riesce a migliorare le percentuali in zona gol, Toscano potrà guardare i playoff con ancora maggior convinzione. Qualità là davanti e solidità dietro, l'equilibrio che serve per gli spareggi. Oltre al recupero degli infortunati e alla miglior forma fisica, a Veronello si insegue proprio questo obiettivo. E adesso i saluti, il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, ci ritroviamo alle 14 per la prossima edizione di Sicilia 24, a tutti una buona giornata, adesso la rassegna stampa.